Tragedia lungo la A4 a Meolo, a perdere la vita una ragazza di 19 anni, grave l'amico di 26 alla guida del furgone che si è scontrato con un tir fermo nella piazzola di sosta. A Campodarsego il commosso addio alla bimba di 11 anni travolta e uccisa da un furgone mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Politica vicentina in lutto per la morte improvvisa di Mirella Cogo, aveva 70 anni ed era alla guida del comune di Schiavon da più di 12 anni. Shock a Cavarzere, il cane del cacciatore entra in un giardino privato e scatena la reazione del cane di casa. L'uomo armato di fucile spara all'animale davanti alla proprietaria. Operazione della Guardia di Finanza di Padova, tolti dal mercato 350 tonnellate di pellet non a norma. I residenti di Piazza dei Signori a Padova, esasperati dagli schiamazzi e dalla sporcizia della Movida, annunciano battaglie legali contro l'amministrazione. Statue incappucciate con una maschera raffigurante un teschio, raid vandalico a Venezia, Padova e Verona, indaga la Digos. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli, la cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata all'alba di oggi lungo l'autostrada A4 a Meolo. A perdere la vita una ragazza di 19 anni che si trovava a bordo di un furgone e che si è scontrato contro un tir fermo sulla piazzola di sosta. Ferito in modo grave l'amico di 26 anni che era alla guida del mezzo. E di un morto e un ferito in gravissime condizioni il bilancio del tragico incidente lungo la A4, a perdere la vita una ragazza di nazionalità rumena di appena 19 anni. Grave il ragazzo di 26 anni, suo connazionale, che viaggiava con lei e alla guida del furgone che per causa del vaglio della polstrada si è scontrato con un tir fermo lungo la piazzola di sosta e proveniente dalla Slovenia. La tragedia prima dell'alba lungo la A4 appunto a Meolo in direzione Trieste verso le 4:30 del mattino al chilometro 407. Dopo lo schianto è rimasto completamente accartocciato il furgone, con i pompieri che per estrarre la coppia incastrata tra le lamiere, non si esclude di fidanzati, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per liberarla dalla morsa d'acciaio. Ferito gravemente il 26enne si trova all'Angelo in condizioni molto critiche. Illese invece il conducente del tir che trasportava carta da macero. Sul posto la polstrada di Venezia, personale di soccorso del SUEM 118, vigili del fuoco e autovie venete. Dopo l'incidente, per consentire l'arrivo dei soccorsi, chiuse 2 delle 3 corsie di marcia, con la situazione tornata alla normalità verso le 7 del mattino, quando la carreggiata è stata completamente liberata dai detriti e dal carico dei mezzi finito in strada. Rose bianche e palloncini per l'ultimo addio alla piccola Emanuela, la bimba che è stata investita da un'auto nel Padovano mentre era in sella alla sua bicicletta. Rose bianche, palloncini per l'ultimo addio alla piccola Emanuela Braia, l'11enne studentessa di prima media che la scorsa settimana è stata investita e uccisa da un furgone mentre rincasava in bici. Il sindaco di Campodarsego, Walter Gallo, ha proclamato lutto cittadino per il giorno dei funerali, bandiere a mezz'asta, serrande abbassate per il saluto della comunità Reschigliano in cui Emanuela è nata e cresciuta. E per dare a tutti la possibilità di assistere alla celebrazione, la cerimonia si è svolta sul piazzale della chiesa, dove a stringersi al dolore dei suoi cari c'erano i compagni di scuola, le famiglie, i rappresentanti dell'amministrazione comunale. E poi la commovente doppia cerimonia per l'ultimo saluto all'agente Massimo Boscolo, morto in servizio una settimana fa mentre stava scortando una gara ciclistica. Il silenzio è il suono delle sirene. Doppia cerimonia per l'addio a Massimo Boscolo, l'agente 34enne originario di Chioggia ma in servizio a Padova, morto sabato 9 ottobre scortando una gara ciclistica del team di Zanardi. I colleghi del corpo dei vigili e i reparti di motociclisti, gli amici e i parenti tutti lo hanno voluto commemorare accompagnandolo anche in questo suo ultimo viaggio all'abbazia di Santa Giustina a Padova. Taglio di capelli sbarazzino, 2 occhi vivaci e limpidi. Come limpido era il suo carattere invidiabile.
Massimo Boscolo, arrivato alla Polizia Locale di Padova nel 2019, ha conquistato tutti, ricordano i colleghi e gli amici, grazie al suo carattere solare, ironico e dalla simpatia sottolineata anche da quel caratteristico accento chioggiotto. Dopo il saluto della sua città adottiva, Padova, che gli è stato rivolto dal sindaco Sergio Giordani e dall'amministrazione, nella vicinanza alla famiglia, l'ultimo viaggio verso Chioggia, dove si sono svolti i funerali, con il cordoglio anche del neoprimo cittadino Mauro Armelau. Nel comune vicentino di Schiavon è lutto per l'improvvisa scomparsa della sindaca Mirella Cogo. Lei ha sempre gestito questo comune come la sua famiglia, con tenacia, amore e dedizione completa. Le persone prima della politica. Così Mirella Cogo amministrava la sua città. Si è spenta improvvisamente nella notte di lunedì all'età di 70 anni dopo una lunga battaglia con la malattia. Ha portato i valori della famiglia qui in municipio. Lei c'è sempre stata non solo per noi amministratori, non solo per i dipendenti comunali, ma per tutto il paese. Lei veniva qui tutti i giorni al mattino, restava qua fino a tardo pomeriggio, accoglieva tutti. Tenace e fedele alla sua Schiavon, come una brava madre ha saputo guidare amorevolmente nei 3 mandati da sindaco. Ha lavorato fino all'ultimo giorno senza mai dare un segno di debolezza e portandosi dentro la sua sofferenza, ma sempre con il sorriso sulla bocca. Lascia il marito Graziano, i figli Giulia e Marco e i 2 nipotini. Cosa le mancherà maggiormente di Mirella? Manca la sua caparbietà, sicuramente la sua tenacia di portare avanti i progetti senza farsi frenare dalla burocrazia, da tante cose che purtroppo in municipio e nella pubblica amministrazione ci sono. Ciò che riconosco di più nella figura di Mirella è soprattutto il fatto di dire: non preoccuparti, ti insegnerò io a continuare in questa strada. E l'approccio che ha avuto con me Mirella è l'approccio che ha avuto con tante altre persone, il fatto di farsi molte volte madre di tante persone. Paziente, vedeva sempre il meglio delle persone e cercava di risaltarlo. Se ne va via un'amica, un punto di riferimento, una maestra di vita. Se dovesse lasciare un messaggio a Mirella in questo momento, che cosa le direbbe? Sei stata una grande donna, una grande mamma e un grande sindaco. Voltiamo pagina, veniamo al Covid, al Green Pass, una possibile soluzione per limitare code, ritardi e caos nei punti tamponi arriva dall'ULSS 7 che abilita i medici aziendali a fare test e rilasciare il Green Pass. Farmacie prese d'assalto, lunghe code d'attesa e ritardi al lavoro. Inconvenienti che stanno caratterizzando questi primi giorni di Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. L'ULSS 7 Pedemontana, rispondendo alle esigenze delle categorie economiche, introduce un'importante novità. Da oggi, infatti, anche i medici competenti delle aziende potranno fare i tamponi ai dipendenti e registrare i risultati sul portale della Regione. Riusciamo ad abilitare i medici competenti delle aziende del territorio che ne fanno richiesta, in modo che a tutti gli effetti possono essere autonomi nella gestione, nel tampone e nel rilascio della certificazione verde in pochi minuti. Al momento sono circa 20 i medici competenti ai quali è stato rivolto l'invito di poter accedere a questa procedura. Stiamo anche diffondendo la comunicazione sia con Confindustria che con Fartigianato in modo da dare la massima visibilità. Capitolo costi. Chi dovrà pagare i tamponi effettuati dal medico competente dell'azienda? Al momento è stesso l'azienda che si deve far carico, essendo un'azione che l'azienda mette in campo per favorire i propri lavoratori. La norma prevede il pagamento del tampone, quindi immagino che comunque l'azienda attui un modello tale che il lavoratore se lo va a pagare. Stiamo comunque anche valutando la possibilità per favorire le aziende di poter dare anche un'eventuale fornitura di tamponi di prima generazione. In provincia di Treviso nessun decesso risulta correlato al vaccino anti-Covid e poi su oltre 1 milione di dosi somministrate nella Marca
solo 11 le reazioni avverse segnalate. Questi primi dati, 11 scusate, le reazioni avverse gravi segnalate dai cittadini. Questi sono i primi dati della farmacovigilanza nell'ULSS 2. Abbiamo avuto sostanzialmente dati 11 reazioni avverse, che però sono veramente blande, tanto per dire su 1.230.000 dosi è lo 0,0008%. Questi primi dati della farmacovigilanza su una correlazione tra vaccini anti-Covid e reazioni avverse. Abbiamo avuto un sospetto di miocardite, un'aritmia, abbiamo avuto delle reazioni anafilattiche, cioè tutte cose che si pensa, che i medici pensavano fossero correlate alla vaccinazione. 133 le segnalazioni di reazioni avverse lievi giunte all'ULSS 2 dai medici di base. Si tratta soprattutto di capogiri, febbricola, dolore osseo, eritemi e dolenza nell'area dell'iniezione. Altre 500 quelle invece pervenute direttamente dai cittadini al Dipartimento di Prevenzione, soprattutto relative a dolore all'arto interessato dall'inoculazione e per estesia. Nessun decesso finora è stato correlato alla vaccinazione anti-Covid in provincia di Treviso. Anche l'autopsia eseguita sul corpo di Nadia Positello, la 49enne di Maser, deceduta 11 giorni dopo la vaccinazione, ha escluso un possibile legame tra l'immunizzazione e la morte. L'osservatorio della farmacovigilanza ha permesso poi di chiarire un altro aspetto importante. Era l'associazione con patologie neurologiche oppure con patologie cardiache. Assolutamente i colleghi che hanno parlato di questo hanno sostanzialmente negato il nesso di casualità tra vaccinazione e queste patologie, invece confermando in modo serio e preciso che i pazienti che sono entrati all'interno dell'ospedale col Covid purtroppo hanno moltiplicato per 10 le patologie che non avevano. Intanto sul fronte vaccinazioni sono stati aperti oggi altri 44.000 posti fino al 30 novembre. Tutti gli over 60 che hanno fatto la seconda dose devono fare la dose booster. Dopo i 6 mesi dalla seconda dose possono andare nel portale con la tessera sanitaria, iscriversi e fare la vaccinazione. Come annunciato già ieri ai nostri microfoni dal direttore generale, da oggi ai cittadini che si sottoporranno al tampone per il Green Pass verrà consegnato un modulo con le indicazioni, nel caso non ricevano la certificazione verde, per collegarsi al sito del Ministero e scaricarla, o con un numero da chiamare, lo 0422 322 922, al quale risponderà un operatore che si occuperà di far avere alla persona interessata il pass. L'allarme ora lanciato da un imprenditore vicentino per colpa del reddito di cittadinanza, dice nessuno ha più voglia di lavorare. Il restyling proposto dal Premier Draghi sul reddito di cittadinanza fa discutere non solo fra i banchi del Parlamento, ma anche negli uffici di quelle aziende che vedono questo sostegno alle famiglie in difficoltà come un deterrente in alcuni casi per il rilancio dell'economia e dell'impiego. Sono tanti e sempre di più gli imprenditori che lanciano un allarme ben preciso. Cerchiamo dipendenti, ma non troviamo nessuno che abbia voglia di lavorare. Il reddito di cittadinanza, secondo me, da parte mia, è solo un concetto politico. Io sono un imprenditore, ho un'azienda di autotrasporto e sono mesi e mesi che sto ricercando trasportatori professionali, autisti, e non ce ne sono, non abbiamo risposta, ma la cosa che mi preoccupa di più è che non vedo interesse per qualsiasi tipologia di lavoro. Un punto di vista, una delle cosiddette campane che suonano e che vanno ascoltate. Guardando la situazione con gli occhi di un imprenditore, quali possono essere le ragioni di questa disaffezione al lavoro? Il lockdown deve sicuramente avere scombussolato, parliamo in Veneto, deve aver creato qualche problema, perché mai come questo ultimo anno e mezzo mi trovo su una situazione del genere. Come usare dunque il reddito di cittadinanza? Ecco una provocazione o forse semplicemente una possibile soluzione alternativa. Il reddito di cittadinanza va dato agli imprenditori che assumono e agli imprenditori che usano il reddito di cittadinanza per dare, per formare, per insegnare. Non deve tenerselo l'imprenditore non ha bisogno del reddito di cittadinanza, ma deve servire come via di passaggio per avere gente che ha voglia di lavorare, che vada dall'imprenditore, che dica, come i tempi di mio papà che mi dicevano c'era la gente che veniva a bussare per lavorare, adesso scappano via per non lavorare.
Operazione della Guardia di Finanza di Padova, tolte dal mercato 350 tonnellate di pellet non a norma. Sequestrate 350 tonnellate di pellet non certificati. Diventano quindi 700 le tonnellate che gli uomini della Guardia di Finanza di Padova hanno tolto dal mercato da inizio anno. Nell'ambito dell'operazione Guasta Provvista, nei mesi scorsi erano state requisite 350 tonnellate prive del marchio di qualità M+. Da qui un'ulteriore indagine ha permesso di scovare altrettanto materiale proveniente prevalentemente dall'Est Europa, non idoneo al mercato nazionale, che è stato quindi sequestrato. Ma non solo, tenendo monitorato il web e gli annunci di vendita di pellet online, gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a sequestrare 85 tonnellate di ecocombustibile di produzione estera, falsamente dichiarato conforme alle certificazioni di qualità, a 2 rivenditori attivi nella provincia di Treviso, entrambi denunciati all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio di commercio. Guai anche per una società vicentina che vendeva come certificato pellet sfuso, prodotto poi risultato privo di certificazione. A Cavarzere, nel veneziano, cacciatore uccide il cane dinanzi agli occhi della proprietaria rimasta sotto shock. Secondo la ricostruzione di quest'ultima, presidentessa della Commissione Tutela degli Animali della provincia di Rovigo, che ha postato la storia su Facebook, il cane del cacciatore è entrato in un giardino privato dove l'animale di casa, Tyson, il pitbull che vediamo nelle foto, avrebbe reagito portando al drammatico finale. La proprietaria del cane di casa, sentendo abbaiare il suo animale, è uscita in giardino e si è trovata davanti la scena. A quel punto è sopraggiunto il cacciatore che avrebbe sparato e ucciso il cane della signora. La donna ha chiamato i carabinieri e sporto denuncia. Blitz notturno in varie città italiane, statue incappucciate con teschi di cartapesta, niente sfregi né imbrattamenti. Sul caso indaga ora la Digos. Non è uno scherzo di Halloween quello che stamane si è visto in molte città, Venezia compresa. Monumenti di personaggi storici con il capo rivestito da maschere raffiguranti un teschio anonimo, con sopra una X di colore nero all'altezza della bocca e 2 cerchi neri sugli occhi. È successo a Venezia, Verona e Padova, ma anche in altre città italiane come Milano, Firenze e Napoli. Grande sorpresa anche per i membri di Venezia.com. Ci siamo svegliati scoprendo la statua di Carlo Goldoni a San Bartolomeo con questo incappucciamento. E all'inizio abbiamo scoperto solo quella, quindi abbiamo pensato che fossero dei goliardi fan di Carlo Gozzi che avessero fatto uno scherzo o un affronto a Carlo Goldoni. Poi però abbiamo scoperto che sono state incappucciate le statue di Daniele Manin e anche di Paolo Sarpi, e quindi i blitz qua a Venezia sono stati 3. Al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali, ma dietro alla protesta potrebbe nascondersi il gruppo ambientalista di Extinction Rebellion, che già nel corso del G20 aveva alzato la testa in tutta Italia e a Venezia in particolare, con sit-in e flash mob alle porte dell'Arsenale, dove si erano riuniti i grandi dell'economia mondiale. Sul caso, gli uomini della Digos stanno controllando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del comune per risalire ai responsabili ed escludere determinate frange, ma è fondamentale sottolineare che non trattandosi di imbrattamenti né di atti vandalici, ma di un semplice travestimento senza sfregi che non ha provocato danno ai monumenti, bisognerà capire se ci sia un reato da contestare oppure no. Spostiamoci a Padova, dove i residenti di Piazza dei Signori, esasperati dalle notti brave che si consumano sotto le loro finestre e dalla sporcizia del giorno dopo, annunciano battaglie legali contro l'amministrazione. Domani il Comitato Ordine e Sicurezza per discutere sulle misure da adottare. E noi abbiamo cominciato a consultare dei tecnici per capire come muoverci, perché adesso la nostra intenzione è fare causa all'amministrazione comunale. Questa è la situazione, questi sono gli urli, questi sono i tamburi. Stanchi degli schiamazzi, dell'affollamento nella piazza centrale della città che si consuma fino al mattino dopo la chiusura dei locali,
stanchi della sporcizia del giorno dopo. Rituale di inciviltà tornato prepotentemente in vigore dopo restrizioni e lockdown. Così i residenti annunciano battaglia legale nei confronti dell'amministrazione. Denunciano le mancate risposte. Ieri l'incontro tra loro per valutare i prossimi passi da muovere per evitare di essere in balia di una situazione che definiscono ormai insostenibile. Ci sono state delle serate molto pesanti, delle nottate molto pesanti, in particolare una in cui siamo stati lasciati, forse era il 25 settembre, siamo stati lasciati in balia di bonghi e tamburi fino alle 5 della mattina e nessuno è voluto intervenire per fermare quello che stava succedendo. Quindi di fronte alla prospettiva di passare i prossimi anni della nostra vita in questa situazione noi non possiamo rimanere con le mani in mano. Dall'altro lato i controlli potenziati e domani il vertice in prefettura, il comitato per l'ordine e la sicurezza in cui si valuterà come intervenire anche su questo fronte cruciale del centro cittadino. Domani ci incontriamo al COSP con il prefetto, il questore e le altre autorità di pubblica sicurezza per capire che se dobbiamo intraprendere qualche iniziativa, ribadisco, l'ordine pubblico è di competenza del questore, per cui noi cerchiamo di metterci a disposizione di quello che decideranno il questore e il prefetto. Dobbiamo intervenire sia quindi con un po' di educazione da questo punto di vista e dopo adesso valuteremo se ci dovranno essere anche delle iniziative di repressione su comportamenti scorretti. Sono riusciti a scappare da Kabul gli studenti afghani iscritti all'Università di Padova e potranno frequentare. Ci hanno telefonato i nostri ultimi 6 studenti che erano rimasti in Afghanistan e che noi stavamo aiutando appunto ad uscire dal paese, e ieri a luna ci hanno chiamati che erano arrivati sani e salvi a Islamabad in Pakistan. Per cui in questo momento sono in Pakistan e nei prossimi giorni arriveranno in Italia. La buona notizia è che quindi tutti e 17 gli studenti afghani che si sono iscritti all'Università di Padova, già immatricolati nei vari corsi, stanno man mano arrivando. Non solo, l'università ha messo a disposizione 50 borse di studio per ulteriori studenti afghani per permettere loro di proseguire il percorso di studio. A studenti che o già sono arrivati in Italia oppure studenti che in questo momento comunque sono riusciti ad uscire dall'Afghanistan, quindi arriveranno in Italia, sono già state tutte destinate. All'incontro era presente anche il reporter Claudio Locatelli, padovano d'adozione, che ha documentato l'inferno di Kabul, fermato per qualche ora dai talebani perché documentava le proteste in strada e il regime di paura in cui vivono le donne. Il problema vero ora è che non sono in realtà, come è passata la notizia, i talebani a imporre delle leggi che bloccano l'accesso alle donne, ma in realtà è peggio di così. Loro non devono neanche emettere delle leggi, loro creano una pressione tale che sono le stesse persone che lavorano come i sindaci, come i direttori delle scuole, che hanno talmente paura di rischiare quello che succedeva negli anni 90 col primo governo talebano, che non permettono l'accesso delle donne. Camminavo a Mazar-e Sharif, la prima città in cui sono entrato addirittura il giorno prima che evacuassero l'ultimo soldato americano, e la gente si attaccava a me e quando vedeva che non c'erano talebani intorno si avvicinava e mi diceva: ti prego portami in Italia, ti prego portami via. In un inglese stentato chiedevano costantemente questo. Cambiamo argomento, primo fine settimana con capienza al 100% per i teatri Malibran e La Fenice di Venezia. Non è stato un fine settimana come gli altri, quello vissuto dal Malibran e dalla Fenice. Dopo un biennio che è parso eterno, i 2 teatri veneziani sono tornati alla normalità, aprendosi al pubblico con una capienza al 100%, naturalmente previa esibizione del Green Pass. Una riapertura totale e particolare, visto che il Malibran ha ospitato in collaborazione col Conservatorio Benedetto Marcello Engelberta, dramma per musica in 5 atti del compositore veneziano Tommaso Albinoni, un'opera che non veniva messa in scena dal 1709, a tutti gli effetti una prima mondiale in tempi moderni. A tutti gli effetti una prima mondiale in tempi moderni. Lo stile assolutamente originale di questo compositore importantissimo della civiltà musicale veneziana ci porta proprio a conoscere la grande personalità di questa regina Engelberta. Alla Fenice invece la capienza al 100% è stata salutata con l'esecuzione di 2 opere importantissime nella storia della musica e del genere sinfonico, la Terza Sinfonia di Brahms e la Terza Sinfonia di Bruckner. Dopo 2 anni la nostra orchestra con questo concerto
torna sul palcoscenico. Dopo essere stata per quasi 2 anni in platea adesso ci sarete voi e l'orchestra sarà tornata nella sua posizione naturale. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, si avvicina una perturbazione che farà sentire i suoi effetti nella giornata di giovedì. Mercoledì 20 ottobre, tempo ancora buono. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto fino al mattino probabili foschie o nebbie in pianura e nelle vallate alpine. Altrove sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Non si escludono locali addensamenti. In nottata prime deboli piogge. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato in giornata con qualche nuvola. Entro la serata qualche piovasco sparso. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui bel tempo con tanto sole e cielo sereno al massimo velato durante il giorno. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.